Max Giusti, bollicine in Sardegna. Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro il sorriso di uno dei volti più amati della TV italiana? Preparatevi a scoprirlo con Max Giusti e il suo spettacolo Bollicine, che ha portato una ventata di risate, musica e verità scomode in Sardegna. Non solo un conduttore amatissimo, ma anche attore, imitatore e cabarettista, Giusti è arrivato sull'isola per 2 date imperdibili. Bollicine è molto più di un semplice spettacolo comico. È descritto come una festa intima e brillante, un'occasione unica in cui Max Giusti si libera delle maschere per regalare al pubblico le sue confessioni più autentiche, ironiche, provocatorie e umanissime. È un brindisi con il pubblico, un racconto senza filtri. Lo spettacolo promette di far ridere senza ricorrere al politicamente scorretto, dimostrando che si può fare una comicità intelligente e attuale, pensando al presente e non agli anni '80. Il legame di Max Giusti con la Sardegna è profondo e sentito. È sardo di Norbello per parte di madre, e la sua nonna era di Norbello. Ha diversi altri parenti nell'isola, ed è da sempre legatissimo al pubblico sardo per via delle origini della sua famiglia. Portare il suo show a Cagliari e Sassari era un sogno che si realizzava, un desiderio espresso già l'estate precedente. Per lui, esibirsi in Sardegna è come giocare in casa. Ha anche mostrato il suo attaccamento alla terra d'origine tifando per il Cagliari, Forza Casteddu. Le date in Sardegna erano il venerdì 25 aprile all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari e il sabato 26 aprile al Teatro Comunale di Sassari, entrambi con inizio alle ore 21. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Il Leone e le Cornucopie di Golfo Aranci, con Tiziana Biscu presidente e Fabio Alescio direttore artistico. A Cagliari, lo spettacolo di venerdì ha registrato una serata di risate con gag, battute pungenti ed esilaranti imitazioni, culminando in una standing ovation del pubblico sardo. Prima dello spettacolo a Cagliari, Giusti si è anche goduto l'aria del Poetto per qualche ora, abbracciato dal calore del pubblico. Ad accompagnare Max Giusti sul palco c'è la Super Max Band, questa formazione musicale affiatata e dinamica, composta da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria, dà ritmo e colore allo spettacolo con una colonna sonora dal vivo. La musica segue e amplifica le sfumature emotive, alternando momenti di puro intrattenimento a passaggi più intimi e riflessivi. Nelle sue parole, emerge il desiderio di essere un buon cittadino e una persona per bene, qualcosa che considera anche più importante dello stare su un palcoscenico. Ha raccontato dei suoi inizi nel cabaret romano a 16 anni e della sua evoluzione artistica, superando la semplice imitazione, che può diventare un limite, per arrivare alla parodia, come nel caso di Cannavacciuolo, che non imita la persona ma mette alla berlina certe situazioni. Ha ricordato con affetto colleghi come Fabrizio Frizzi, sottolineandone la tessera di persona per bene, e Raffaella Carrà, menzionando l'educazione e la professionalità, con il rammarico di non aver potuto lavorare più a lungo con loro. Ha definito bravo e molto intelligente Stefano De Martino nella conduzione di Affari Tuoi, lodandone l'educazione. Anche se ha condotto programmi di grande successo come Affari Tuoi e 99 da battere, è in Bollicine che si racconta senza filtri, pronto a conquistare anche la Sardegna, dove sente di giocare in casa e dove spera di potersi godere finalmente un po' di meritate vacanze. Chissà quali altre bollicine di verità ci riserverà in futuro.